tempo. Allora, io volevo dire qualche cosa, dopodiché su Memorial, perché questo è un evento, diciamo un evento, un incontro che io ho voluto fare per fare un omaggio proprio a Memorial Italia, che è la costola di Memorial che è nata in Russia, mi pare nell'89, e attualmente è chiusa, è stata chiusa 3-4 anni fa. Dico bene? Bene, allora, Memorial si è occupata da 40 anni di preservare le memorie dei prigionieri, di tutti i prigionieri dei Gulag, cioè significa memorie anche materiali, biglietti, oggetti, scritti e poi soprattutto diciamo hanno come dire, portato alla luce i crimini di Stalin, perché così li dobbiamo, è giusto chiamarli, li hanno portati alla luce scoprendo insomma casualmente come dire, un cimitero dove erano stati seppelliti centinaia, migliaia di soggetti. Parliamo di molti anni fa, naturalmente, molti decenni fa, quindi anche forse nel 37, 39, insomma, in tutti quegli anni lì. Allora, Memorial, secondo me, Memorial Italia merita veramente di essere conosciuta perché al nord lo è molto, al nord organizzano tante cose in tante città. Qui diciamo in Sicilia molto meno, anzi forse questa è una delle prime volte credo che si parla di Memorial. Qua adesso alla mia destra c'è Barbara Givac, che è uno dei soci fondatori di Memorial Italia ed è membro del comitato scientifico. È la figlia di che sono stati due polacchi che sono stati imprigionati diciamo dall'Unione Sovietica, dal sistema sovietico e mandati a Vorkuta, in quella che è stata definita la città più fredda d'Europa. Ora, Vorkuta era una grande città piena di miniere, si andava lì per lavorare in miniera e le condizioni, la situazione non era particolarmente diversa da tutti gli altri campi, forse peggiore per qualche aspetto. Comunque, qualche anno fa Anna Fisco, la madre di Barbara, ha voluto, a un certo punto si è decisa a mettere per iscritto, a narrare le sue memorie in un libro che chiaramente penso che sia stato anche seguito, curato, come dire, da Barbara. Ora, questo libro è molto diverso dall'altro che presentiamo pure. Questo libro è una memoria, è un libro bellissimo che si legge facilissimamente ed è, devo dire, interessante perché pur narrando cose drammatiche, molto drammatiche, tragiche, di gente che stava appunto a contatto con la morte continuamente, però ha un tono abbastanza, come dire, non angosciante, ecco, non angoscioso, non angosciante come per esempio qualche libro di Solzhenitsyn o di altri prigionieri o di altri gulag, eccetera, eccetera, che sono proprio angoscianti, cioè senza speranza, non c'è speranza. Qui c'è per il tono appunto del libro. Lo stile è molto semplice, insomma, parla fin dall'inizio della prigionia, in carcere, che forse lei dice è stato il periodo peggiore, uno dei peggiori, perché erano chiusi, sprangati, insomma, mentre almeno lì a Vorkuta potevano stare all'aperto.
anche se c'erano anche meno 40 gradi, però potevano stare all'aperto. Insomma, la verità è che Anna aveva veramente una grande voglia di vivere, era giovane e soprattutto riuscì a creare un clima di collaborazione con altre 4 detenute che infatti loro si chiamavano, si autodefinivano le 5 gemelle. Si aiutavano insomma in tanti modi, e questo è stato uno dei motivi anche per cui la solidarietà fra di loro, che non sempre nei campi c'era. Dopodiché l'altro libro è molto diverso, perché l'altro libro è un insieme di saggi, piccoli saggi o lunghi articoli scritti da studiosi, da vari studiosi di tante materie, sempre legate naturalmente all'argomento. E allora, qui c'è Riccardo Maria Cucciolla, che è il curatore, uno dei 2 curatori di questo libro, che si chiama Le trasformazioni della Russia putiniana, effettivamente molto in argomento di questi tempi. Insieme a Niccolò Pianciola, Riccardo Mario Cucciolla, che insegna a Napoli, all'Orientale di Napoli, giusto? Quindi storia della Russia e credo anche dei paesi dell'Asia, no? Hai fatto studi Mi interesso principalmente di quello. Sì, mi interesso principalmente di quello, di Asia centrale. Di Asia centrale e di Russia. Questi libri che sono, ripeto, completamente diversi, perché appunto uno è una memoria, un diario, insomma, e quest'altro fa parte della saggistica, diciamo, e comunque tutti e 2 sono legati da un filo, dallo stesso filo, che è chiaramente quello dell'autoritarismo, della repressione. Così io brevissimamente posso dire questo, e poi chiediamo qualcosa a loro, facciamo parlare loro. Allora, uno dei saggi che a me è piaciuto di più è questo di Sergej Abasin. Sergej Abasin, che è un antropologo specialista di Asia centrale, anche lui, che parla qui in questo libro della politica migratoria Russia, e la definisce incoerente, incerta, e che ha creato ulteriori divisioni fra i suoi concittadini. In particolare esprimo un concetto che chiaramente ho letto: il divieto di ingresso senza permesso di lavoro ha causato un aumento della violazione della legge, corruzione e a causa delle varie sanatorie. Quindi ci sono zone grigie e interessi non trasparenti, quindi una delle cause della... Poi un altro saggio che io ho trovato molto interessante è quello di Vladimir Gelman. Ora, Vladimir Gelman parla proprio del regime personalistico di Putin, del suo autoritarismo, e diciamo proprio tutta la genesi, come si è arrivati ai giorni nostri. Tra l'altro lui fece una riforma costituzionale nel 2020, per cui rimarrà presidente, se non succede qualcosa, fino al 36, sì, fino al 2036. Lui dice: creò una catena di comando, la verticale del potere, però fino al 2008 ebbe un grande sostegno di massa, perché era riuscito a tirare un po' su l'economia. Dopodiché questa cosa appunto è andata scemando, e c'è stata, lui parla proprio di una cattiva governance, cattivissima governance, eccetera, eccetera. E poi ci sono vari aspetti, uno dei quali per esempio Simone Attilio Bellezza parla delle politiche del governo verso i queer, verso gli omosessuali, tutto così. Non so, Alain Blum, che è un francese, sulle deportazioni di massa,
e sull'ossessione natalistica di Putin, il quale sostiene che una popolazione numerosa è un segno di potenza comune a molti governi autoritari. Allora, questo così per dare un'idea un po' di questo, di che cosa sono saggi molto interessanti, articoli, non so come chiamarli. Allora, a Riccardo Cucciolla, non so, vorrei chiedere intanto, è stata l'inizio della guerra in Ucraina, dell'invasione russa in Ucraina, diciamo, a spingervi a mettere insieme questi saggi, a interpellare questi studiosi, oppure c'era un'idea già da prima? Buonasera, mi sentite? Innanzitutto vorrei ringraziare la dottoressa Parodi Giusino per averci introdotto e l'Istituto Gramsci Siciliano per aver ospitato questo interessante evento e tutta l'organizzazione appunto che c'è dietro. Cosa ci ha spinto a pensare questo libro che riunisce alcuni dei forse più importanti studiosi russi, presenti in Russia, operativi in Russia? Questo è un caso particolare perché appunto non è stato facile, spesso sono saggi anzi che sono stati tradotti, portati fuori in qualche modo, ma appunto non è stato semplice. E perché avevamo l'esigenza di avere questo libro, chiamato Le trasformazioni della Russia putiniana? La Russia di Putin? No, non è un libro sul regime. Non è neanche un libro di storia, potremmo dire appunto ha diversi spunti di scienze sociali, un po' politologico, ci sono delle parti di demografia, delle parti di sociologia. Quello che ci interessava capire era come cambiava il rapporto tra il regime putiniano e la società russa. E c'è stata un'evoluzione recente, uno direbbe, beh sì, ovviamente c'è una guerra in corso, in realtà c'era già da prima. C'era già da prima e si vedeva già da prima con dei chiari segni di trasformazione all'interno di quel regime che per chi ha avuto modo di viaggiare in Russia, di vivere in Russia, ha sottostimato, ha ignorato, ha preferito mettere la testa sotto, e mi ci metto anch'io in questa categoria. Segni che erano già evidenti, segni su cui si protestava molto, ma comunque c'era ancora, possiamo dire, un regime che per molti versi prendeva le distanze da certe iniziative. E poi qualcosa è cambiato. Nel 2019 è stato un regime sempre più spudorato, sempre più sfacciato nell'affrontare determinate sfide, anche nei confronti di quelle che potevano essere delle manifestazioni spontanee dal basso. Per me è stato molto impressionante vivere in Russia e vedere nel 2019 delle manifestazioni di studenti, ragazzini, sedicenni, diciassettenni, molto coraggiosi, che urlavano soltanto, appunto, chiedevano soltanto elezioni oneste. E vedere appunto un indurimento molto chiaro da allora è stato un punto di non ritorno. Memorial, la chiusura di Memorial. Memorial era un'istituzione che di sicuro non piaceva al regime, ma era comunque rispettata, era comunque parte di un milieu intellettuale moscovita evidente, esistente, si frequentavano le iniziative di Memorial, si andava da Memorial, era molto attiva Memorial, era un'associazione che appunto si occupa di diritto alla memoria, è stata fondata, come ci ricordava prima la dottoressa, nel 1988 da Sakharov, la prima NGO sovietica, non russa, che si occupava appunto di dare un diritto alla memoria a tutti quelli milioni di persone che erano semplicemente scomparse da un giorno all'altro, non necessariamente morte, non necessariamente assassinate, ma appunto uno non sapeva dopo 50 anni che fine avessero fatto appunto i propri genitori, i propri fratelli, i propri padri. E appunto Memorial si occupava di questo. Poi col tempo, dagli anni 90, ci sono state diverse sfide poste anche da alcuni degli episodi particolarmente drammatici della storia contemporanea russa, la guerra in Cecenia. Memorial ha iniziato a occuparsi sempre di più di che cosa? Di diritti umani, un tema ovviamente legato anche al tema della memoria, ma non soltanto, diciamo, ha iniziato a occuparsi di tantissime cose. Per quello diciamo, Memorial era un'istituzione che appunto magari poteva non piacere, poteva stare antipatica, poteva essere vista in malo modo, ma comunque esisteva. Comunque era impensabile vedere uno scenario del genere, come forse poteva essere impensabile vedere una guerra tra Russia e Ucraina, o forse non era così impensabile,
ed eravamo illusi noi. E quindi poi c'è stato il Covid, c'è stato poi un indurimento anche là del regime, mascherato da tante altre manifestazioni, tante cose, c'è stato appunto, come ricordato prima, un referendum che ha cambiato moltissime cose nella Russia putiniana e ha cambiato moltissimo i rapporti tra regime e società. Ma appunto anche là qualche anno fa c'era stata Masha Gessen, una giornalista del New Yorker molto, molto attiva, molto critica nei confronti del regime di Putin, diceva attenzione, qua rischiamo una svolta totalitaria. Da storici ci faceva orrore un termine del genere, ma come, ma che c'entra, ma come si possono utilizzare categorie così lontane, categorie che non hanno nulla a che fare. Ricordiamoci che cosa è stato lo stalinismo, il regime putiniano è tutt'altro. Non dico che abbiamo difeso il regime putiniano, ma di sicuro abbiamo preso le distanze rispetto a un criticismo così aperto. E poi quanto sono cambiate queste dinamiche dal 2019, dal 2020, dal 2022? E questo era appunto lo scopo di questo libro, cercare appunto di ricostruire in che modo cambia il rapporto tra Stato e società, società civile, società intellettuale, il rapporto che ha lo stesso Stato con la demografia. Abbiamo appunto saggi che prendono diversi aspetti, alcuni più politologici, tra cui appunto lo stesso Lev Gudkov, ricordiamoci uno dei padri della sociologia in Russia, uno che appunto tra i fondatori e appunto a capo del Levada Center, che era, potremmo dire, una delle poche istituzioni indipendenti che si offrivano di effettuare dei sondaggi. Lo fanno ancora, sono coraggiosi, sono bravi. Certo, se poi andiamo a vedere qual è il campione di risposta, il 98% delle persone si rifiuta di rispondere. Di che parliamo? Come può essere attendibile? Non perché non facciano un eccellente lavoro e non siano coraggiosi. Eppure Gudkov è proprio il primo che inizia a utilizzare questa parola totalitaria. Dobbiamo delle scuse a Masha Gessen, ma effettivamente lo spettro di un ritorno al totalitarismo c'è, in diversi livelli. Lui appunto individua, sono 5-6 fattori, un saggio molto bello, molto tecnico, ma non necessariamente illeggibile, pur essendo tecnico, pur essendo appunto uno studioso, molto importante. Successivamente anche là, Alberto Masoero, che si interroga sulla gestione del potere e la selezione della classe dirigente nel putinismo. Anche qui, fino a qualche anno fa avremmo detto, beh sì, c'è un regime duro e puro, però poi esiste un deep state che non è così. Non è così feroce. C'è un deep state che per molti versi c'è una classe dirigente non di potremmo dire media, non necessariamente di spicco, ma che filtra poi queste politiche così aggressive. Vero, non vero, in parte, ma comunque anche là quanto è rimasto del sistema della nomenclatura di stampo sovietico e quanto effettivamente ritroviamo in un deep state che in questo momento prende sempre meno le distanze rispetto alle direttive centrali ed è sempre meno coraggioso, anche di quanto non vedessimo prima e pochi anni fa. Prima è una realtà che appunto molti di noi conoscevano in prima persona, conoscevano, ci vivevano e che adesso sembra essere impensabile. Anche là, come cambiano i rapporti con l'economia? La Russia appunto alla fine degli anni '80 abbandonano quelli che erano stati i modelli dell'economia pianificata su cui si era retta l'Unione Sovietica, entra in una nuova fase di capitalismo o di capitalismi. E anche qua appunto abbiamo questo saggio di un altro importantissimo economista delle Vysheye scuole economiche, chiamato Andrei Yakovlev, che appunto ci fa vedere come ci siano diversi modelli di capitalismo, ma di fatto rimanga un'importante ossatura statalista in Russia, per cui diciamo che certe impalcature non sono venute meno. Una seconda parte del libro che invece si occupa proprio di quelli che sono i rapporti direttamente con la società e quindi le questioni demografiche. Quello dicevamo prima, questa ossessione natalista, l'idea che un grande Stato, una grande potenza ha bisogno di che? Di futuri operai, di futuri soldati, di futuri impiegati, di futuri contadini, di gente, banalmente parlando. E ci sono dei successi demografici in alcuni contesti che possiamo dire appunto nel bene e nel male, ma che continuano a crescere anche perché hanno una crescita di una società che appunto non è moribonda o non appare come tale. Banalmente gli Stati Uniti hanno una popolazione che continua a crescere per l'immigrazione, per 1000 ragioni, per 1000 fattori, e in Russia invece questo è un problema. In Russia, come anche in Ucraina, abbiamo sono tra i paesi appunto più vecchi e con la più alta mortalità in Europa. Poi ci sono certo i grandi esempi del Giappone, la Corea, non è un caso unico quello russo. Eppure però per un regime che vuole
rilanciare un'idea di grande potenza e di grande società ha bisogno di persone, e ha bisogno di persone, lo fa dal punto di vista politico, attua delle politiche a partire dal 2005, delle politiche sociali potremmo dire, porta avanti delle trasformazioni anche dal punto di vista ideologico, rilancia un'idea di famiglia come nucleo centrale della società russa, qualcosa che aveva fatto addirittura Stalin negli anni 30, ma siamo lontani da quella storia. Poi c'è il 2014, rubano un pezzo di Ucraina chiamato Crimea, a quel punto effettivamente c'è una crescita demografica dovuta al fatto che un pezzo di popolazione l'hai strappato. E poi certo ci sono stati dei piccoli boom demografici, e qua è molto tecnico come saggio, pieno di grafici, incomprensibile, no, in realtà è molto interessante da vedere, appunto una demografia che può essere anche fruibile per un grande pubblico. Bloom e Zakharov ci fanno vedere chiaramente come, per quanto ci sia stata appunto un piccolo boom demografico, in realtà hanno semplicemente accorciato la distanza tra le nascite, ma non c'è stato un numero maggiore di nascite, per cui dopo il piccolo boom demografico è stato di nuovo un crollo. E poi la guerra, la mortalità, oltre che la natalità inferiore. E qua c'è un dato spaventoso, se ci pensiamo, per noi che studiamo l'Unione Sovietica, studiamo la Russia, tantissimi dati erano aperti paradossalmente, anche dell'Unione Sovietica, e iniziano a non essere più aperti, ma dati dell'economia reale, dati demografici. La demografia, appunto, come sappiamo, è tra le poche cose che difficilmente mentono, quanta gente nasce e quanta gente muore. Iniziano a non essere più pubblici questo tipo di dati, e ci fa pensare molto sul fatto che la Russia anche qui sta prendendo moltissimo da un altro regime, che è quello cinese, che sta iniziando a occultare i dati sulla crescita economica e anche sulla crescita demografica. E anche là, legato alle questioni demografiche, c'è un tema che è quello dell'emigrazione, un'emigrazione che c'è stata dopo la guerra in Ucraina. Quanta gente non vuole combattere questa guerra così ingiusta, così brutta, così spietata, contro appunto un popolo sempre percepito come un popolo amico? Da un momento all'altro appunto ti viene richiesto di prendere le armi in mano e andare contro. Tantissimi hanno abbandonato la Russia. Ci sono diverse stime, appunto, decine di migliaia che si rifugiano poi in Armenia, in Georgia, in Kazakhstan, chi può in Europa, chi può negli Stati Uniti. E c'è questo saggio appunto di Alexander Baunov, che è un autore molto interessante da seguire, anche perché al momento anche lui è esiliato o temporaneamente esiliato in Italia. Quindi un altro autore che si può seguire facilmente. Baunov dice: c'è una grande differenza rispetto alle emigrazioni della guerra civile. Dopo la guerra civile, appunto, le sapete questa storia, le navi dei filosofi, quasi 1 milione di persone in una decina d'anni abbandonano quella che poi sarà l'Unione Sovietica, si rifugiano, chi a Parigi, chi in Canada, chi negli Stati Uniti. Qua non si percepiscono come dei migranti permanenti, sono temporanei, sono appunto relocanti, come dice Baunov. L'idea è che prima o poi torneranno, ma quando? E soprattutto chi è pronto per, se dovesse succedere qualcosa. Anche là Baunov poi fa diverse speculazioni interessanti sul come potrebbe cambiare il regime. Se mi devo interrompermi, no, perché posso andare avanti. Certo, poi appunto subentra il saggio di Abashino, il saggio appunto di Irina Kuznetsova, che si occupa proprio del problema legato ai trasferimenti di popolazioni volontarie, non volontarie. Di che parliamo? Noi abbiamo una storia, anche quella del Novecento, anche una storia recente che è fatta di deportazioni forzate, e qua stiamo assistendo all'ennesima deportazione forzata, che come sapete è appunto un crimine contro l'umanità, per cui è stato aperto anche un caso alla Corte Penale Internazionale contro Putin. E poi un'ultima sezione del libro che si occupa proprio dei rapporti, come sono cambiati tra il regime e il mondo della cultura e anche il mondo delle opposizioni. Per questo appunto manca oggi l'autore, Andrea Gullotta, purtroppo si scusa anche, storico presidente di Memorial Italia, voleva anche lui appunto partecipare, doveva partecipare, ma purtroppo ha avuto un contrattempo non felice. Ma appunto Gullotta si occupa di come anche in Russia si stia tornando verso quelle che erano state le politiche, potremmo dire, del realismo socialista, cioè di nuovo un canone. Certo non è un canone ufficiale,
eppure è sempre più difficile fare cultura, una cultura non ufficiale, una cultura deideologizzata, è un rapporto sempre più complesso, quello che si è andato a creare. Che qua un altro saggio, Savino, che si occupa, un collega, anche la testimoni, eravamo insieme a Mosca in quel momento, che appunto si occupa di come siano cambiati i rapporti, non soltanto nei confronti del mondo della cultura, ma anche del mondo della scienza, quanto sia sempre più difficile fare scienze dure, no, come sappiamo appunto le scienze dure per fortuna resistono, ma immaginate quanto sia sempre più difficile fare storia, e non lo era, o meglio non lo era del tutto. Io stesso sono stato uno storico a Mosca, sapevo che c'erano delle cose da toccare, altre meno, altre più facili, altre meno, e non faccio una lunghissima lista di persone che hanno avuto problemi, oltre che professionali, anche esistenziali, e che hanno pagato caramente, anche quelli che sono stati appunto i propri interessi scientifici. Come cambia appunto i rapporti con la scienza in maniera devastante. Come cambiano i rapporti anche nei confronti di quelli che sono gli interlocutori all'estero, di come questa guerra in Ucraina comunque per molti versi sia stata accolta per mille ragioni in modo diverso anche in Europa. Anche in Europa c'è stato, diceva appunto un politologo bulgaro chiamato Krastev, dice c'è stato il partito della pace e il partito della giustizia. E sono due modi diversi, appunto, non li condanniamo, ognuno c'è in fede propria, appunto, ragiona col cuore e pensa appunto se sia giusto trovare una pace ad ogni costo, sia giusto appunto difendere l'Ucraina da un'ingiustizia perché appunto è stata barbaramente attaccata. E infine in questo libro volevamo portare anche un po' una testimonianza di chi è stato un protagonista dell'inizio di questa storia, Irina Shcherbakova, una delle fondatrici di Memorial storico, Memorial russo. E appunto Irina Shcherbakova dice: abbiamo avuto momenti difficili, abbiamo avuto momenti molto complessi anche nella nostra storia sovietica, dobbiamo essere pronti, non è scontato essere pronti. E qua faccio io una riflessione da storico. In Unione Sovietica c'erano almeno 3 generazioni di dissidenti che si preparavano a quella situazione. Non aspettavano altro, sapevano che sarebbe successo e che dovevano essere pronti. Poi sarebbero stati divisi dopo per 1000 ragioni e lo erano già prima. Però comunque si preparavano. Adesso chi si sta preparando? E anche qua questo regime prima o poi finirà, ce lo auguriamo, succederà, è parte della storia, non so come, non sappiamo come. Baunov ha una sua idea, Baunov fa questo parallelismo con le guerre coloniali. Lui dice il regime putinano potrebbe finire come il regime portoghese. Ci sono le guerre coloniali, si perdono le guerre coloniali, si possono vincere, si possono anche perdere. E se le guerre si perdono, beh, qualcuno potrebbe non essere così tanto felice e forse decidere che è arrivato il momento di mettere un punto. Quello che forse ci potremmo augurare, chissà. Cioè, auguriamoci appunto la salvezza della Russia in qualche modo, oltre che dell'Ucraina, ovviamente. Prego. A proposito sempre di Irina Shcherbakova, che ha scritto le conclusioni, 2 paginette, però una cosa molto importante, parla sempre della fine di Memorial in Russia, dice che insomma loro sono andati a chiedere presso il governo e non gli hanno dato più i fondi. Quando non si danno più i fondi per una ricerca, per delle ricerche, è chiaro che si vuole fare morire l'associazione o l'istituzione. E dice una cosa molto importante, che dopo il crollo dello Stato sovietico è mancata una vera riforma degli apparati di sicurezza, che a me sembra una delle cose più gravi, perché significa che appunto i cosiddetti servizi, quelli che vengono chiamati così da tutti un po' i servizi, cioè sono ancora lì, non c'è stata una cesura col passato in cui metà della popolazione, c'era un proverbio, un detto, dice metà della popolazione russa si trova in carcere e l'altra metà sono quelli che li mandano in carcere. Allora, io a questo punto vorrei far parlare Barbara, di questo libro e di come appunto come mai dopo tanti anni. Sì, io sono figlia di Anna Szyszko-Grzywacz,
e di Bernard Grzywac. Loro due sono stati imprigionati nel Gulag. Mia madre ha passato 11 anni, mio padre 12, condannati a 20 anni di lavori forzati. La genesi del libro è molto particolare. Ma dovrei partire brevemente dalla mia infanzia. Io sono cresciuta in questa famiglia molto particolare perché i nostri amici, dei genitori, parenti non c'erano. La guerra li ha dispersi, sono morti diversi e la nostra famiglia viveva, si può dire, sola, ma circondata dagli amici che venivano dal lager, dal Gulag. Loro hanno sostituito la nostra famiglia biologica. Le case case di questi amici erano totalmente aperte. Si poteva venire di notte, di giorno, non importa. C'era sempre letto pronto, sempre un piatto di cibo caldo. E i miei genitori non volevano raccontarci le cose, non volevano condizionarci, anche perché di queste storie non si poteva assolutamente parlare fuori. Loro sono tornati senza passato, sono tornati nel 1957, ma tutto questo passato dal 1945, anche la guerra, non esisteva. E noi come bambine, io e mia sorella, sapevamo che non si parlava di questi fatti. All'età di 10 anni ho trovato un manoscritto di mio padre e l'ho letto d'un fiato e ho incominciato a fare le domande a mia madre e lei mi dava delle risposte, secondo l'età che avevo. Vorrei sottolineare che mio padre, quando è tornato, lui subito ha trasferito le sue memorie sulla carta. Lui voleva testimoniare per gli amici che non ce l'hanno fatto, anche per tutti quelli che hanno sofferto. Lui oltretutto dal Gulag ha portato quasi 400 foto negativi, che fare queste foto e portarli era un rischio di vita. Mia madre, a differenza di mio padre, non ha voluto mai scrivere nulla, non ha voluto neanche dare un'intervista agli storici che bussavano alla porta perché si sapeva di questi vissuti. E poi dopo la morte di mio padre nel 94 io sono andata per tutta l'estate a casa mia, io vivo da 40 anni in Italia, e ho convinto mia madre, con tutte le insistenze, lei ha detto va bene, ci sediamo, io ti racconto tutto, dall'inizio alla fine. E c'è stata una conversazione che è durata un mese. Io l'ho registrata con un registratore vecchissimo, con le cassette usatissime, e quando poi a casa ho voluto riascoltarle per trascriverle, non c'era il modo di fare. Proprio non si capiva niente. Queste cassette erano 13, sono rimaste per un quarto del secolo chiuse in un bauletto ad aspettare i tempi migliori. Poi con la possibilità di digitalizzare e di pulire da tutti i disturbi, si è aperta, c'è questa opportunità di trascrivere. Io l'ho trascritto e così sono nate le memorie di mia madre, ma erano destinate sia alla trascrizione che anche alla registrazione esclusivamente ai parenti stretti. Mia madre non voleva neanche sentire che potevano vedere la luce di fuori. E hai parlato di che lo stile è semplice, perché io ho evitato di fare le modifiche. Veramente erano delle cose piccolissime. È un racconto che fa una madre alla sua figlia, molto intimo. Io anche non ho cambiato lo stile, perché il stile è molto unico, è molto emozionale. Per questo ho scelto
proprio di non fare interventi sul testo, tranne cose cosmetiche. Il libro è uscito nel 2022 in Polonia. Mia madre alla fine ha dato ok, cioè quando è invecchiata. È uscito in coincidenza del suo 99esimo compleanno. Lei ha avuto il libro in mano, l'ha sfogliato, l'ha letto, ha guardato le foto ed era contenta, cioè veramente è stata una grande soddisfazione. Va bene, io guardo l'orologio perché siamo anche legati all'orologio. Avrei voluto leggere qualche pezzetto di questo libro, se siete d'accordo, qualche brevissimo, perché ci sarebbe da leggere tanto, ma una delle cose che dovevano sopportare le donne, al contrario, oddio, gli uomini pure, però molto meno, erano le molestie, naturalmente, le molestie da parte degli uomini, soprattutto da parte dei criminali, dei cosiddetti criminali comuni che praticamente spopolavano, facevano il bello e il cattivo tempo un po' in tutti i lager, in tutti i trasporti anche, rubavano, loro si definiscono tuttora ladri in legge, i ladri in legge, cioè che hanno un codice di comportamento, eccetera, che se non viene rispettato sono guai. E chiaramente lei ha avuto anche molestie ripetute per mesi, forse più che mesi, da parte di uno di questi bilniachi, bilniachi più o meno, piutniachi, criminali comuni, che l'andava sempre ubriaco, che cercava di acchiapparla, la seguiva ovunque e la metteva veramente in difficoltà. Per fortuna lei aveva le amiche, quelle amiche di cui parlavo prima, che un po' la proteggevano, la scortavano proprio, la scortavano. E questa è una delle cose vabbè, che io volevo leggere. Vediamo se la trovo, perché qua le molestie, sì. Vabbè, mi perseguitava, eccetera, eccetera, mi seguiva come un'ombra, eccetera. Poi una volta la picchiò perché naturalmente era sempre ubriaco, lei non aveva nessuna intenzione neanche di parlargli, di fare amicizia, anche perché lei sperava sempre di incontrare Marek, Marek, che poi è il padre di Barbara, con cui si scambiava dei piccoli bigliettini quando si poteva, perché anche scambiarsi i bigliettini era considerato una cosa, come dire, da punire, no? Questi criminali comuni praticamente godevano di fiducia e sostegno della direzione dei campi, questo in tutti i campi un po', io l'ho letto anche in altri, nelle memorie di altri. Un'altra cosa che veramente lascia sgomenti è questa, che i detenuti non solo che erano ai lavori forzati, ma accumulavano anche debiti nei confronti dello Stato sovietico. Perché? Insomma, se non riuscivano come dire, ad arrivare a quel quantitativo di lavoro che dovevano fare, alla norma cosiddetta, dovevano pagare per il loro mantenimento. Allora, finalmente una volta la trasferiscono proprio nella città di Vorkuta, perché lei chiaramente stava per lo più nei vari campi in miniera. Dice,
era un bel diversivo, si vedevano diversi negozi, così se uno aveva un po' di soldi poteva pregare qualcuno in libertà, perché c'erano anche ex detenuti in libertà, di comprarle qualcosa. Ad alcuni mandavano soldi da casa e talvolta le autorità retribuivano il lavoro, così che i prigionieri potevano prelevare un po' di denaro. Io di regola non avevo niente perché non realizzavo la norma, anzi mi ero persino indebitata perché la mia permanenza costava, aveva una stima e quello che si faceva non bastava nemmeno a pagarci la nostra località di villeggiatura, tra virgolette, visto che lo Stato di soldi non ne aveva. Quindi i costi di mantenimento che lo Stato calcolava gravavano sui detenuti, quindi dovevano anche pagare, è vero? E questa, insomma. E poi vediamo se io riesco. Ci sono anche dei momenti, dei pezzi particolarmente, come quando succede un incidente, un avvenimento che non riesco a cancellare nella memoria. Dovevamo alzarci molto presto, insomma, una volta si incappò come si dice, nel ramaiolo dove stava tutta la cosa, in qualcosa di pesante. Loro speravano che fosse qualche pezzetto di cavallo, dice almeno, di cavallo, di nervi, di ossa, e invece no, purtroppo era la testa del cuoco che appunto che i criminali comuni si erano giocata a carte. E questa era come dire, insomma, non era proprio la normalità, però succedeva anche. I giorni passavano, continuavamo a lavorare, ma non ci bastavano più le forze. Per noi era durissima, la cosa peggiore era che non soltanto ci toccava la prima marmitta, ma per di più una sola in due. La prima marmitta sarebbe una porzione, no? La porzioncina. Non essendo nei ruoli della miniera, per un certo periodo di tempo non ebbi diritto a una razione. Quindi all'inizio Wanda e io mangiavamo solo cibo, mangiavamo solo in due la dose di uno, quella di Wanda, un magro pasto in due. Poi dopo un paio di settimane mi iscrissero ufficialmente nei ruoli della miniera, ma dal momento che continuavamo a non realizzare la norma ci toccava un vitto assai misero, quindi una minestra davvero povera, annacquata, eccetera eccetera. Di tanto in tanto un rimasuglio di carne di qualche decrepito cavallo in miniatura. Insomma, qua si potrebbe continuare, ma a questo punto poi non lo so. Abbiamo ancora un momento? Sì, allora magari così per un po' interessarvi del libro vi racconto brevemente la storia dei miei genitori che è descritta qua, che mia madre non conosceva mio padre prima del lager. Lei era nella miniera numero 2, lui era nella miniera numero 6. Lei stava assieme con queste 4 amiche polacche con cui condividevano tutto, erano più delle sorelle. E un giorno è arrivato un bigliettino dalla miniera numero 6, un pizzino, a una di queste 5 ragazze. Era da un suo comandante di periodo della Resistenza, che era proprio Bernard Grzywać, alias Mieczysław Orłowski, che era nella sua identità falsa, con cui è stato arrestato e condannato alla pena capitale, poi commutata in 20 anni di lavori forzati. E loro erano felicissime perché ottenere un bigliettino così, che era portato di nascosto da un libero, perché non si poteva avere contatti con altri prigionieri da altri campi, che magari anche distanti di pochi chilometri, decidono di rispondere. Rispondono, firmano questo bigliettino, le 5 gemelle, che allora si danno questo nome. E questo bigliettino di nascosto arriva al campo dove c'era Marek, che era il suo pseudonimo. Lui era in un gruppo di 7 connazionali che più avanti si presentano alle ragazze come il circolo dei vecchi scapoli. E qualcuno di loro lancia un'idea proprio assurda per quel luogo, quei tempi,
di avviare una corrispondenza vera e propria e decidono di tirare a sorte. E il destino cieco assegna a mio padre, cioè Marek, come corrispondente Anna, cioè mia madre. E scrivono sempre di nascosto perché c'era il rischio delle punizioni. Le lettere impiegano mesi per arrivare a destinazione e praticamente questa corrispondenza per loro ha un'importanza enorme perché li aiuta a resistere, gli dà un po' di speranza per un futuro migliore, anche un segno di ribellione perché facevano qualcosa che non si poteva. Il primo rincontro avviene dopo 8 anni, quando loro ancora lavorano, stanno nel lager, ma hanno i primi lasciapassare. Questo avviene dopo la morte di Stalin. Mia madre, con sorriso, mi raccontava questo come era il primo incontro. Ve lo leggo. Marek all'epoca stava alla prima miniera e io ero alla mattonaia. Prima ci eravamo accordati epistolarmente. Marek corse verso di me e ci demmo la mano attraverso il reticolato. L'impressione fu devastante. Era primavera, c'era ancora la neve, ma non faceva più quel freddo tremendo. Marek si era tolto il berretto, aveva i capelli completamente rapati. Per me fu una vera doccia gelida. Era già abbastanza in là con gli anni, un uomo che aveva passato la quarantina, capelli a zero, naso grosso e rosso per il freddo, non corrispondeva in niente all'immagine che me ne ero fatta. Delusione. Tornai a casa prostrata, mi misi a piangere e le ragazze cercarono di consolarmi. Ricevetti una fantastica lettera di Marek, era entusiasta, ma io dovevo scrivergli la verità. Sono sempre stata onesta nei suoi confronti. E gli scrissi con gran delicatezza che purtroppo gli proposi di diventare amici. Marek mi rispose con una lettera tristissima, che era un peccato, ma la colpa era sua, che si scusava tanto per avermi messa in una situazione del genere, visto che come un uomo più grande avrebbe dovuto prevederla, e che lo perdonassi. Magari dopo qualche tempo sarebbe potuta diventare un'amicizia, ma al momento non c'era nemmeno da parlare. E di nuovo mi feci una bella frignata su quella lettera. Che nobiltà d'animo, che bontà! E le ragazze non mi davano pace. Allora li scrissi nuovamente, dicendo che chissà, magari non ero così sicura, magari aspettiamo un po', magari è stato solamente l'effetto del primo nostro incontro. Col tempo magari verrà fuori. In ogni caso la nostra corrispondenza prosperò ancora. E loro si scambiavano anche dei piccoli doni. E mio padre aveva accesso a questo acciaio delle macchine di guerra tedesche che sono state portate a Vorkuta in Unione Sovietica, che portavano tutto che trovavano in Germania, e portavano fabbriche intere che le smontavano. Infatti mio padre ha avuto una macchina fotografica FET, che era la Leica tedesca, era prodotta poi in Unione Sovietica. Lui era capace di usare le macchine utensili e di questo acciaio ha fatto 2 anelli e in questo modo si fidanzano loro due. Mia madre poi è riuscita a portare qualche oggetto a casa, c'è delle lettere, un po', io ho queste lettere ma purtroppo le dovrò bruciare perché ho promesso a mia madre, lei ha promesso a mio padre, poi mio padre ha lasciato a lei e lei ha lasciato a me, io devo questa cosa fare. E queste anche gli anelli, un anello porta mia sorella, l'altro mio figlio, ci sono anche altre cose tipo le poesie, mia madre e la sua amica più cara Wanda, di cui si parla tanto nel libro, hanno copiato sui teli di stoffa perché Wanda lavorava nella sartoria e hanno cucito dentro i vestiti per poter portarli mentre si spostavano nei lager e poi li hanno portati in patria. Questo abbiamo anche. E poi c'è anche un medaglione
che è stato proprio legato a questo personaggio di cui hai letto, questo Boatniak, Semyon, che praticamente ha scatenato una serie di eventi drammatici di cui si parla nel libro. I genitori tornano in Polonia, prima mia madre, poi mio padre, dopo 6 mesi, nell'estate del 57 si sposano e mia madre si può dire che ha avuto la rivincita, perché alla fine ha avuto ancora tanti anni con tantissimi momenti di felicità, è morta a 100 anni nel 2023 e Wanda, la sua carissima amica, 6 mesi fa ha compiuto 102 anni. È ancora presente, conserva la memoria, io la sento spessissimo. Così conserviamo tutti questo, perché le memorie femminili sono rare. Cioè, la storia praticamente è stata raccontata dagli uomini e noi abbiamo un immaginario maschile. C'è anche le memorie di mio padre sono diverse. Qua sono molti più sentimenti, molti più dentali, relazioni interpersonali. Quello è anche delle cose molto intime, cioè, a cui i maschi di solito non facevano molto caso, più si magari concentravano sulle cose più tecniche. Sì. Allora ci hanno come dire, sollecitato giustamente a chiudere. Tu Riccardo vuoi dire qualche cosa ancora? Su questo punto c'era una cosa carina. È uno dei grandi problemi degli storici, cioè noi sappiamo numeri, dati, quant'altro, noi non sappiamo i sentimenti, non conosciamo niente e quando hai questo tipo di fonti sono importantissime, per questo tutte le volte che possiamo trovare delle memorie, io le compro sempre, sono interessantissime e quando emergono appunto questi elementi che se no non sarebbero altrimenti rintracciabili, insomma è veramente una ricchezza. Volevo soltanto dare una piccola informazione di contesto. Qualcuno prima mi aveva chiesto dove trovare questo libro. C'è il Banchetto di Biella, il numero 57, in caso. Ah, anche qui, perfetto. E anche l'altro, credo, anche l'altro. Siccome dobbiamo proprio chiudere, leggo l'ultimo pezzettino perché è allegro, è carino. Nell'estate del 48 il lavoro iniziò a essere un po' più leggero. E una cominciava ad avere un aspetto diverso. Eravamo giovani e ci venivano a fare visita i ragazzi, quindi volevamo avere un aspetto decoroso. Quindi arrivano 3 ragazzi polacchi e con quello che avevo sotto mano feci loro un pulcino. Quando lo portarono alla baracca, tutta la baracca si precipitò a vedere. Per loro era qualcosa di nuovo, di prezioso. Avevano paura che glielo potessero rubare, quindi si portavano quella mascotte giù in miniera, l'avevano nascosto sotto una pietra e qualcuno si mise a sedere sulla pietra e schiacciò il pulcino. La costernazione fu generale. Ecco, io direi che grazie a loro, così lasciamo il posto all'altro